Carbonera, il tentato assalto, a Cimadolmo l'esplosione e poi la fuga, la banda dei bancomat in azione, testimoni atterriti dallo scoppio erano mascherati come nella serie televisiva Casa di Carta. Inseguimento in centro a Montebelluna tra un'auto e le forze dell'ordine, il racconto della testimone: ho visto la vettura dei banditi venire verso di me a tutta velocità. 82enne di Tarso ferito dal tronco dell'albero che stava tagliando in un bosco di Revine Lago, l'anziano in gravissime condizioni. Paura nel pomeriggio sulla strada davanti alla sede della provincia per il rogo innescato dall'incendio di alcune sterpaglie. Il fronte di fuoco si stava avvicinando alle abitazioni. Sparatore di Chiarano, nell'interrogatorio di garanzia Lucchesi sceglie di rimanere in silenzio in attesa di essere sentito dai magistrati trevigiani. Ero esasperato, ha raccontato al suo avvocato. Aumento delle rette da aprile per le case di riposo ISRA a Treviso, circa 300 euro all'anno. La direzione è colpa del caro bollette e dell'incremento del costo del personale. Non si può seguire Zelensky all'infinito, ci porta all'isolamento in Europa. Il governatore Zaia con Trump dopo lo scontro sciocco alla Casa Bianca. PD all'attacco, parole agghiaccianti, lui come Salvini. Il sindaco di Mogliano Bortolato passa, Fratelli d'Italia e i meloniani aprono la partita delle comunali anche a Treviso, a Castelfranco e a Montebelluna, ed ancora gelo tra De Carlo e il sindaco di Treviso Mario Conte. Acquista un gratta e vinci da 5 euro in un bar di Ponte di Piave, ne vince 500.000. Il fortunato è un giovane operaio e papà, la sua emozione ai nostri microfoni. Telegiornale di Treviso, buonasera e ben ritrovati ai nostri telespettatori. E dunque la cronaca, un'ampia pagina di cronache in primo piano, a partire dalla caccia alla banda dei bancomat e a un Audi di colore nero dopo la notte e l'alba concitati vissuti nella Marca, prima a Carbonera e poi a Cimadolmo. 4 delinquenti entrati in azione mascherati come nella serie televisiva Casa di Carta. Indagano senza sosta i carabinieri. Inizia così la giornata nel cuore di Cimadolmo. Non sono nemmeno le 6 del mattino quando in via Roma una banda di delinquenti fa esplodere lo sportello bancomat della filiale della banca Prealpi San Biagio, e questo dopo averne oscurato le telecamere. La tecnica è quella solita della marmotta, la deflagrazione potentissima, i danni ingenti. Gianfranco Contessotto, titolare del CRAI, è tra i testimoni diretti, abita a pochi passi. Abbiamo sentito il botto, sono sceso, ho guardato fuori dalla porta e c'era una nuvola di fumo, uno dalla porta e uno in mezzo alla strada. Visti, erano incappucciati e vestiti di nero. L'azione fulminea, come testimonia anche la titolare del bar affacciato su via Roma. Io ho sentito il colpo perché ho fatto una telefonata, perché ho preso paura, erano le 5:45. Ho visto la macchina aperta perché era parcheggiata qua di fronte, che è dove abito io, e basta. Però quando è partita c'era tutta nebbia. Probabilmente hanno lanciato qualcosa. Sono ancora agitata, credimi. Prima di arrivare a Cimadolmo la banda aveva tentato il colpo anche nella filiale MPS di Carbonera, ma senza successo. Il sistema di allarme è riuscito a metterli in fuga. Non si esclude che mirassero anche ad altri istituti di credito della Marca. Giovanni Ministeri, agente di polizia per una vita, è il primo cittadino cimadolmese. Sappiamo che sono 4 che erano travisati in maschera, in vestiti neri, con un Audi nera station wagon che si è allontanata. Non solo, i 4 avrebbero celato il loro volto dietro una maschera inquietante, quella della serie La Casa di Carta, ma qui di carnevalesco c'è ben poco. Altra certezza è che se ne sono andati a mani vuote e che proprio per questo potrebbero presto tornare a colpire. Sono rimasto sorpreso, nel senso che non pensavo che anche in questo posto facessero questi atti così. Sì, ormai ci stiamo preoccupando perché anche nei paesi piccoli succede di tutto, quindi non ti senti più sicuro e quindi non è piacevole, insomma, questa cosa, assolutamente. Bisogna prendere per mano tutto e cercare di controllare il territorio in maniera diversa. Ho visto la vettura dei fuggitivi venire verso di me a tutta velocità e ho avuto paura per le mie bimbe. Sono le parole della testimone dell'inseguimento in centro a Montebelluna tra l'auto dei banditi e le forze dell'ordine. Con ieri, ti giuro, io ho ancora i brividi.
di quello che ho vissuto ieri. È ancora scossa Cloana, giovane mamma che ieri pomeriggio, mentre era in auto con le sue bimbe di 9 anni e 4 mesi, ha rischiato di essere travolta da una vettura in fuga. Tutto inizia intorno alle 15 quando una pattuglia della polizia locale di Montebelluna nota un Alfa Romeo. A bordo 2 uomini, un 26enne cubano e un 24enne peruviano, entrambi residenti nel milanese con precedenti, che alla vista degli agenti scappano. Inizia un inseguimento. I fuggitivi schivano diverse vetture, tra queste c'è anche quella di Cloana, uscita di casa per andare a ritirare a scuola libri della figlia assente da una settimana per influenza. La donna non poteva immaginare che una semplice commissione potesse trasformarsi in un incubo. Ho sentito una sirena ma non riuscivo a capire dove fosse, racconta la mamma. Poi all'improvviso ho visto l'Alfa Romeo venire verso di me a tutta velocità. Io vedo questa Alfa che mi viene addosso, perché non so a quanti centimetri, ma ho cominciato a tremare veramente, perché avendo anche le 2 bambine dietro, io presumo fosse oltre i 120, perché veramente c'erano tutte le macchine che si sono spostate quasi tutte. Per fortuna che si sono spostate tutte, perché se non si spostavano non so cosa ne sarebbe venuto fuori. La donna riesce a mantenere il sangue freddo, evitando l'impatto con l'auto dei fuggitivi. A parte il terrore degli occhi che avevo per le mie figlie, più che altro, cosa ho fatto? Ho avuto la lucidità di spostarmi immediatamente senza dover andare addosso alla macchina, perché se non mi spostavo mi veniva addosso. L'inseguimento continua tra via Matteotti, via Mondello, via Argine e via Caldimezzo. Qui 2 uomini lanciano dal finestrino dell'auto una borsa prima di raggiungere via Cimitero, dove abbandonano l'auto e continuano la fuga a piedi tra i campi. L'immediato dispositivo per le ricerche coordinato dalla centrale operativa dei Carabinieri di Montebelluna insieme ai colleghi delle stazioni di Cornuda e Volpago del Montello permette di individuare i 2 nascosti tra la vegetazione. Per il 24enne e il 26enne scatta l'arresto per resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento e ricettazione. Una successiva perquisizione personale consente di recuperare 3.000 euro in contanti posti sotto sequestro. La borsa abbandonata nella fuga viene invece restituita ad una 75enne alla quale era stata rubata un'ora prima in un supermercato di Montebelluna. I 2 sono stati giudicati con rito direttissimo che si è concluso con la convalida degli arresti. È stato disposto l'obbligo di dimora nei rispettivi luoghi di residenza. Per Cloana resta ora lo shock per quanto vissuto. Io se potessi stare a casa 24H sarei felicissima. Ho paura di andare fuori, ho paura di portarmi dietro la bambina, ho paura di fare qualsiasi cosa, pure la spesa. Ha tentato di dare fuoco a una abitazione che fortunatamente non era occupata in quel momento dai residenti. Il piromane è stato arrestato, è successo nel pomeriggio a Vedelago in via dei Morosini. No, non sono queste le immagini. Non sono queste le immagini. Ha tentato di dare fuoco a questa abitazione, è successo appunto nel 15:30, alle 15:30 di oggi a Vedelago. È divampato questo incendio presso un'abitazione al momento non occupata dai residenti. Si tratta di un uomo che è stato bloccato dai carabinieri. L'hanno fermato mentre aveva una tanica di benzina con sé. Si presume sia stato bloccato, sia stato proprio lui l'autore dell'atto incendiario, che è avvenuto appunto in via dei Morosini. Ha preso fuoco di fatto la porta dello stabile, la porta d'ingresso dello stabile. All'interno della struttura erano presenti alcuni animali domestici che sono stati tratti in salvo, e fortunatamente l'obiettivo del presunto piromane, cioè i residenti dell'abitazione, non erano in casa in quel momento. L'uomo appunto è stato arrestato dai carabinieri di Castelfranco. Un altro incendio invece, quello avvenuto nel tardo pomeriggio alle 17:45, lo vediamo nelle immagini di Lucio Zanato, quando probabilmente dei vandali hanno dato fuoco ad alcune sterpaglie in mezzo alla campagna a ridosso della sede dell'ente provincia di Treviso. In pochi minuti le fiamme hanno creato un fronte di oltre 40 metri, arrivando a lambire le abitazioni vicine al Sant'Artemio. Panico ovviamente tra i residenti, immediata la chiamata ai vigili del fuoco arrivati con 2 autopompe. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere il rogo prima che arrivasse alle case, per poi spegnerlo definitivamente, quindi si è scongiurato insomma il peggio. Vedete in queste immagini il fronte di fuoco che si stava allargando sempre di più. Adesso invece
il dramma vissuto questa mattina intorno alle 8:30 in un'area boschiva privata a Revine Lago, dove un anziano di 82 anni di Tarso stava tagliando alcuni alberi quando è stato colpito da un tronco. A dare l'allarme il figlio che era con lui. In pochi minuti sul posto è arrivato l'elicottero del SUEM che ha trasportato all'ospedale di Treviso il ferito in condizioni molto gravi, sul posto anche i carabinieri. La cronaca giudiziaria a Venezia, questa mattina l'interrogatorio di garanzia di Alex Lucchesi, il 52enne ritenuto l'autore della sparatoria a Chiarano, ha scelto di rimanere in silenzio in attesa di essere sentito dai magistrati trevigiani, ma ha raccontato al suo avvocato la esasperazione per una situazione familiare che viveva. Ha scelto di rimanere in silenzio davanti al GIP di Venezia Alex Lucchesi, il 52enne Sinti, che deve rispondere del tentato omicidio del genero Gregory Malacarne lunedì scorso a Chiarano. Nell'aula del carcere di Santa Maria Maggiore, dove è rinchiuso, Lucchesi, convocato per l'udienza di convalida, è apparso più lucido, ma la strategia del suo difensore è quella di riservare il suo racconto dei fatti al faccia a faccia che avrà con i magistrati trevigiani che detengono il fascicolo a suo carico. L'interrogatorio di garanzia è avvenuto in laguna, come pure la sua incarcerazione, solamente perché il 52enne è stato catturato dopo 3 giorni di fuga a Ceggia. Abbiamo deciso di non rispondere in quanto questo era una convalida del fermo per rogatoria, cioè fatto dal giudice che non sarà il suo giudice, quindi noi abbiamo dichiarato che intendiamo rispondere e risponderemo alle domande al pubblico ministero di Treviso. Quando lui riterrà di interrogarlo noi siamo pronti, potrà essere la prossima settimana. Rimane il movente legato a un tradimento della moglie di Lucchesi, tenuto nascosto da Malacarne, suocero e genero venuti alle mani, da qui la determinazione del 52enne di vendicarsi. C'è stata una situazione familiare che purtroppo lo ha esasperato, questo si può dire, i dettagli ovviamente li diremo al pubblico ministero. A monte sicuramente c'era una situazione di grosso disagio familiare da parte del Lucchesi. Sconvolto nelle prime ore dopo la cattura, malato per sua stessa rivelazione, Lucchesi sta riprendendo consapevolezza dell'accaduto ed è determinato, conclude il suo legale, a dare la sua versione alla procura trevigiana che ha formulato nei suoi confronti la pesante ipotesi di reato. Adesso qualcosa ricorda, ma ripeto, aspettiamo l'interrogatorio e diremo tutto al pubblico ministero. Lasciamo la cronaca. Aumento delle rette da aprile per le case di riposo ISRA a Treviso, €1 in più al giorno, circa 300 euro all'anno. La direzione spiega è colpa del caro bollette e dell'incremento del costo del personale. Purtroppo rischiamo di far sì che ne risentano i residenti per la qualità del servizio che diamo. Noi ci stiamo impegnando al massimo per mantenere e garantire una buona qualità del servizio, ma è sempre più difficile. È il monito del presidente ISRA dopo l'approvazione dell'aumento delle rette per il 2025 in vigore dall'inizio di aprile. €1 in più al giorno che si traduce in circa 300 euro in più all'anno per le famiglie che sostengono i loro cari nell'RSA o per chi solo usa la sua pensione per la permanenza in residenza. Un rincaro necessario, fanno sapere dall'istituto, dovuto all'aumento dei prezzi dell'energia e degli alimenti. Le strutture delle case di riposo sono strutture energivore perché abbiamo riscaldamento e raffrescamento che va H24 e in più la retta alberghiera dei nostri residenti comprende anche la lavanderia. Non dimentichiamoci anche la difficoltà che abbiamo nel reperire infermieri e medici e qui c'è sempre il famoso discorso della domanda e dell'offerta. Più domanda c'è e meno offerta c'è, più salgono chiaramente gli emolumenti a queste persone. Non solo, a gravare sui bilanci anche l'aumento del costo del personale con l'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Aumenti che la direzione non ha deciso a cuor leggero, facendo sapere però che le tariffe restano comunque tra le più basse della provincia. A tutto questo poi si aggiunge anche la difficoltà di reperire personale qualificato. È il quadro allarmante della situazione in cui versano le residenze per anziani
giovani in un momento storico in cui la popolazione cala ma cresce il numero degli ultraottantenni. In Veneto quasi 400.000, un aumento del 25% rispetto a 10 anni fa. A venire in aiuto degli anziani in difficoltà un bando regionale, un aiuto per chi aiuta, del 2024 che ha messo a disposizione un contributo economico di 400 euro al mese per 12 mesi, erogati a chi ha una SVAMA di almeno 70 su 100 e ISEE inferiore a 40.000 euro. In provincia di Treviso ben 1760 di questi anziani vivono in struttura, perciò avranno 400 euro in più per far fronte al caro rette alberghiere. Rincari nelle rette, il caro bollette, se ne parlava proprio in questo servizio, un caro bollette che porta in Veneto ad avere oltre 300.000 persone in cosiddetta povertà energetica, l'allarme della CGIA di Mestre. Famiglie spesso numerose che vivono in abitazioni poco salubri, fredde d'inverno e calde d'estate, con livelli di illuminazione scadenti. Famiglie che per far fronte al caro bolletta risparmiano sui consumi. Sono circa 135.000 in Veneto le famiglie in cosiddetta povertà energetica, oltre 300.000 persone. Il rapporto dell'Ufficio Studi della CGIA di Mestre racconta di uno scenario preoccupante che rispecchia il dato nazionale. I nuovi poveri che non riescono a far fronte alle spese di un mercato dell'energia impazzito anche per gli scenari internazionali. Questione che non riguarda solo le famiglie, a soffrire in modo evidente sono anche le microimprese. Nella nostra regione rappresentano il 94% del totale delle attività economiche in cui è impiegato il 39% dei lavoratori. Caro energia che costa il 165% in più rispetto alle grandi aziende. A soffrire maggiormente sono le attività con meno di 10 dipendenti e un fatturato o un bilancio anno inferiori a 2 milioni di euro. È delle scorse ore l'intervento della Premier Meloni che ha annunciato per questo lo stanziamento di circa 1,6 miliardi di euro per le famiglie e 1,4 per le imprese. Il governo ha fatto bene a introdurre i bonus per mitigare il caro bollette, ma se anche in Veneto le microimprese pagano 2,5 volte in più l'energia delle grandi aziende, è evidente che bisogna intervenire legislativamente per redistribuire il carico, soprattutto delle tasse e degli oneri. Anche perché gli artigiani e i piccoli commercianti nel 70% dei casi lavorano da soli. Pertanto i rincari della luce e del gas li stanno pagando 2 volte. La prima sulle botteghe o i negozi dove esercitano l'attività, la seconda sulle utenze domestiche. Caro bollette che nasce da una crisi energetica a sua volta appesantita ovviamente da una guerra che dura da 3 anni, la guerra tra la Russia e l'Ucraina, l'invasione ucraina da parte della Russia, una guerra che deve finire perché non possiamo seguire Zelensky all'infinito e l'asse USA-Europa resta quello vincente. Le parole di Luca Zaia, il governatore Zaia, all'indomani dello scontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky, uno scontro che ha scioccato il mondo, portano alla reazione dei Dem, del Partito Democratico, che dice parole agghiaccianti e una posizione vigliacca e miope. Right now you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. L'Europa non può continuare con questa guerra, non può sostenere questa guerra e penso che sia doveroso trovare la pace. Non ci sono altre vie di uscita perché comunque le guerre hanno un inizio e una fine e questa guerra è già durata troppo. Non è una questione di essere filorussi perché la Russia è stata l'aggressore, però è inevitabile che a seguire Zelensky all'infinito si porta all'isolamento l'Europa e lasciamo liberi gli Stati Uniti, rischiano di diventare la nostra controparte a fare diciamo merintese con altre parti del mondo che a noi non sono amiche. All'indomani di una delle giornate più tese e drammatiche dal punto di vista geopolitico, con lo scontro Zelensky-Trump alla Casa Bianca, Luca Zaia fa intendere chiaramente da che parte sta, con la premessa che solo in Veneto l'export verso gli Stati Uniti cuba 8 miliardi di euro ogni anno, ma la questione per Zaia, che sembra così scaricare il leader ucraino, non è soltanto economica. E noi sappiamo benissimo che se abbiamo la democrazia lo dobbiamo anche al ruolo degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale. Quindi detto tutto questo, Europa e Stati Uniti sono amici, devono continuare con questa amicizia e io direi devono anche costruire relazioni tali per cui si dia vita a un vero asse, quello USA-UE. L'asse USA-UE è l'asse vincente nel mondo. Realpolitik o che altro per la capogruppo Dem in regione Vanessa Camani, Zaia dice parole agghiaccianti, ma è l'intero Partito Democratico che va all'attacco. Una posizione, quella di Zaia, che
coincide con quella di Salvini, da tempo contro l'Europa e da tempo filo Putin, in una posizione che io ritengo essere sbagliata, miope e anche vigliacca. Non si può dire a Putin hai carta bianca. Intanto Fratelli d'Italia, anche in Veneto, tiene la linea dell'esecutivo. La Premier, questa ha la convinzione, saprà mediare. Credo che Meloni, come sempre, sia il collante delle alleanze e l'abbia dimostrato anche ieri quando ha fatto appello subito a una riunione di tutti gli alleati. E gli analisti americani dicono che Trump va preso seriously but not literally, che vuol dire seriamente ma non necessariamente alla lettera. Chiama invece alla mobilitazione di Popolo, il Verde, Andrea Zanoni, alla ribalta delle cronache non solo nazionali per aver sollevato il caso del figlio di Trump, accusandolo di aver praticato caccia abusiva nella laguna veneta, episodio certo piccolo ma forse evocativo di un lessico familiare. Ci aspettano, a mio avviso, tempi bui, perché questo ha una considerazione della democrazia e naturalmente di tutte le istituzioni che non siano gli Stati Uniti d'America come qualcosa da conquistare, come qualcosa che ha un prezzo, come qualcosa da comprare. Uno scontro, quello alla Casa Bianca, venuto alla Casa Bianca, di cui ovviamente si parla un po' dappertutto oggi e che inquieta. Sentiamo cosa hanno detto ai nostri microfoni i trevigiani. Cosa ne pensate di quello che è successo tra Trump e Zelensky? Se vi preoccupa? Beh, un pochino ci preoccupa sicuramente, anche perché questo presidente americano sta cambiando proprio lui le carte in tavola, secondo il nostro parere. E poi il futuro è un po' buio, incerto. Secondo lei è lontana adesso la pace in Ucraina? Ho paura di sì perché non si è comportato bene Trump. L'Ucraina è stata invasa e quindi non ha senso questo, insomma, ammettere di essere dalla parte del torto proprio no. È stato un po' scandaloso come Trump ha risposto a Zelensky quasi mettendosi contro, in realtà cambiando del tutto la sua posizione, quindi sì, effettivamente è scandaloso come cambi da un giorno all'altro. Ecco. La pace è lontana? Direi di sì. Secondo me stiamo rischiando molto. Anche perché siamo proprio vicini e di conseguenza con Zelensky che non vuole mollare la vedo dura. Secondo lei è necessario che facciano entrambi un passo indietro in questo momento? Certo, decisamente. Sì, pazzesca. La preoccupa? Sì, molto veramente. Speriamo in bene, perché fra due matti non so, guarda. La pace è lontana secondo lei? Io spero di no perché poveretti, basta. È abbastanza preoccupante, anche perché la trovo un po' una presa in giro nei confronti del popolo ucraino, diciamo. Secondo lei la pace è lontana? Sì, credo di sì. Secondo lei questo scontro che c'è stato può allontanare la pace e rendere difficili adesso le trattative? No, secondo me Trump vuole risolvere la situazione ma a modo suo. E ha ammonito a difendere la democrazia nel mondo la nostra ospite di oggi molto speciale in prima edizione con Lina Paronetto, Paolina Visensio, karateka, che è a Quinto di Treviso in questi giorni con una delegazione di atleti cileni, lei che è stata incarcerata e poi esiliata dopo il golpe di Pinochet che mise fine al governo di Salvador Allende nel 1973. Sentite le sue parole. La democracia, está demostrado históricamente, es la única posibilidad que tenemos de ponernos de acuerdo para hacer cosas que sean beneficiosas para todos. Tutelare la democrazia, unico strumento per generare un benessere collettivo. Ospite a prima edizione Paolina Visensio, karateka cilena, incarcerata per oltre 5 mesi dopo il golpe di Augusto Pinochet nel 1973. Commenta con queste parole la politica del presidente americano Donald Trump, accolta a Quinto di Treviso insieme a una delegazione di connazionali per una competizione di karate in programma l'8 e il 9 marzo a Ponzano Veneto. Paolina si dice preoccupata per la democrazia nel mondo. No es broma lo que puede pasar. Lo vemos con Trump, lo vemos con Putin, donde gobiernos autoritarios usan su poder para hacer praticamente lo che quieren. Dice che la democrazia è l'unica strada per fare quello che la società ha bisogno di imparare, di avere. L'esempio di Trump, di Putin, che fanno quello che vogliono fare con la società, con questo che non è una democrazia.
Aveva 24 anni quando finì in carcere. Todo estaba normal, pero ese día del golpe yo me tomaron detenida a las 8 de la mañana, el 11 Lei si è trovata settembre. incarcerata? Con quali motivazioni? Nunca supe por qué. Non ha mai saputo perché? Nunca me preguntaron qué había hecho para tenerme presa. Una manovra dell'ex marito per portarle via le figlie, con cui è stato poi impossibile riallacciare un rapporto, dice. Storia raccontata nel suo libro Un dolore inesauribile, di cui parlerà giovedì prossimo agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Quinto, insieme al successivo esilio, prima in Argentina, quindi in Svezia. Con il karatè la nuova famiglia si è ricostruita una seconda vita. Grazie a Comune di Quinto e la società di karatè presieduta da Emanuele Marcon, è qui con altri 13 connazionali, molti dei quali non avevano mai lasciato il Cile. Sono giovani che forse non possono avere un'altra possibilità di andare via da soli, senza i genitori, perché è anche troppo costoso. Certo. E possiamo venire come squadra, lavoriamo perché possano venire tutti o quasi tutti. È un'esperienza fantastica. Fratelli d'Italia che torna all'attacco su regionali e comuni, ma anche i verdi, tutte le anime verdi, diciamo, della Marca trevigiana e non solo, in strada contro il consumo di suolo. Il giovane papà operaio a Ponte di Piave che vince 500.000 euro con un biglietto da 5 euro. Tutto questo dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso, la politica e Fratelli d'Italia che torna all'attacco su regioni ma anche sui comuni, e viene aperta di fatto ufficialmente la partita anche sui comuni. Chi lavora per dividere non ha ben compreso che i veneti vogliono un centrodestra unito. Se qualcuno lavora per dividere lo fa esclusivamente per il proprio tornaconto personale e non può far parte né di alleanze con Fratelli d'Italia e nemmeno con il centrodestra. È altro rispetto al centrodestra. Non fa nome il numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo, nel giorno in cui a Mogliano il sindaco Davide Bortolato entra tra le file dei meloniani, ma in politica con una presidenza di regione in ballo nessun riferimento è puramente casuale, soprattutto se i tempi cominciano a stringere. Se dovessimo, come appare più probabile, votare verso la fine di questo autunno, sarà facile che un nome possa emergere tra maggio e aprile. La primavera è solo alle porte, ma il clima è già torrido. Due gli schemi di gioco, il primo con un presidente leghista accerchiato da meloniani. Oppure un candidato governatore di Fratelli d'Italia con degli assessori della Lega. Tutto è sul tavolo e noi sul tavolo siamo forti. Ma i messaggi lanciati da Mogliano non finiscono qui. Dobbiamo avere fame. Noi non siamo famelici. Noi abbiamo fame di risolvere i problemi della nostra collettività. A noi non interessano le poltrone. Famelico era il termine che un articolo del Foglio attribuiva al sindaco leghista di Treviso Mario Conte, dato tra i papabili per il dopo Zaia nel descrivere gli alleati di Fratelli d'Italia, dichiarazioni smentite più volte dallo stesso primo cittadino, ma evidentemente un capitolo niente affatto chiuso nel centrodestra. Il gelo è totale. Utilizzo questo termine per caso, non è rivolto a nessuno. Nessuno specifico? No, non mi occupo mai degli altri, io penso sempre a gestire la mia comunità. Gli altri immagino che siano compiti di altri. Treviso che per i meloniani resta contendibile per il dopo Conte, ma prima del capoluogo ci sono altre città di peso. C'è appunto prima Castelfranco, poi ci sarà appunto Conegliano e Montebelluna, la mia città, e quindi insomma ci confronteremo, capiremo, valuteremo e faremo insomma tutte le analisi del caso per capire gli spazi, ma soprattutto partire intanto dalle idee, dai programmi e poi dalle persone. Non farete più le ancelle, diciamo così, della Lega? Non abbiamo mai fatto le ancelle della Lega, mai. Noi siamo un partito, abbiamo dignità, noi però siamo il collante del centrodestra, noi siamo quelli che tengono unito il centrodestra. Vertici di Fratelli d'Italia che erano a Mogliano per una notizia importante, un vero e proprio colpaccio, perché i meloniani, Fratelli d'Italia, si prendono la guida del quinto comune più popoloso della Marca con il passaggio a Fratelli d'Italia del sindaco Davide Bortolato.
Entrare in Fratelli d'Italia mi rende orgoglioso, ma sicuramente questa cosa ci darà ancora più forza, insomma, alla promessa, al nostro programma di migliorare la città di Mogliano. Racconta di una scelta meditata Davide Bortolato, sindaco di quello che è il quinto comune più popoloso della Marca trevigiana, per i meloniani un colpaccio, come lo ha definito lo stesso Claudio Borgia, presidente provinciale del partito. Bortolato, ora al suo secondo mandato, era stato eletto nel 2019 con la Lega, poi lo strappo e la lunga fase civica. Io sono sempre stato definito, quando ero leghista, un leghista un po' atipico, ero un po', lo ammetto, in difficoltà a stare in quel gruppo. Sono passati però 3 anni da quella mia decisione di uscire, insomma, dalla Lega e far parte di un partito in una città che ha più di 28.000 abitanti fa la differenza, sicuramente fa la differenza, perché si hanno dei riferimenti negli enti sovraordinati. Bortolato dovrebbe essere onesto con i cittadini, la sua scelta non ha nulla a che fare con il bene della città, riguarda solo lui e la sua carriera. Tuona dal Partito Democratico moglianese Giacomo Nilandi. Gli elettori, dice Nilandi, avevano votato un sindaco civico. Il diretto interessato dal canto suo nega mire politiche, per esempio in vista delle regionali. Al momento assolutamente non ci penso, ho ancora 4 anni e mezzo davanti di governo qui a Mogliano Veneto, insomma abbiamo un programma da portare avanti e ripeto, questa mia scelta darà ancora più forza, insomma, all'impegno che abbiamo con i moglianesi di rendere la città sempre più bella. Quanto ai temi, sicurezza al primo posto, assicura Bortolato, così come la lotta agli impianti agri-fotovoltaici di via Cavalleggeri e Marocco, non solo. Dopodiché direi che il sociale è altrettanto importante, perché ci sono molte persone che restano indietro e non devono restare indietro. Continueremo col programma e nel nostro programma, anche prima che Davide entrasse con noi, c'era la sicurezza e il sociale tra i primi posti. Ancora la politica, ma parliamo di ambiente. Alleanza Verdi Sinistra ed Europa Verde questa mattina in un flash mob a Treviso contro il progetto di legge 244 che dovrebbe approdare in Consiglio regionale. No al consumo di suolo, no a nuovi supermercati. Qui siamo nel triangolo dei supermercati, nel triangolo dei cantieri, abbiamo un supermercato già fatto qui, poi qua davanti l'11 febbraio hanno iniziato a distruggere un campo da 5.000 metri quadri di prato per fare un altro supermercato, alle nostre spalle abbiamo una lottizzazione di 32.000 metri quadri dove sorgerà un altro supermercato. Europa Verde, Alleanza Verdi Sinistra e Sinistra Italiana hanno scelto questo punto preciso della città per il flash mob contro il consumo di suolo a Treviso e nel resto della regione. Queste aree, ha detto Andrea Zanoni, dovevano essere mantenute come verde pubblico e non cementificate. A Treviso siamo già con una media di numero di supermercati che è doppia rispetto alla media nazionale. Basta supermercati, basta cemento. Regione Veneto, che è la seconda in Italia per suolo cementificato ed è la prima in Italia per consumo di suolo annuo, e la Regione Veneto, invece che andare verso lo stop al consumo di suolo, continua a fare leggi come quella del 2017, come la proposta di legge che adesso hanno in cantiere, la 244, che continuano a permettere, tra deroghe, altre scorciatoie, zone franche, continuano a permettere un ulteriore consumo di suolo nei vari comuni e nel nostro territorio. Cruciale in questa battaglia è il tema dei cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici creano questi eventi estremi come le bombe d'acqua e quindi le bombe d'acqua hanno bisogno di trovare più terreni liberi perché l'acqua venga assorbita, non meno. Stiamo facendo il contrario di quello che deve essere fatto. Sul consumo di suolo serve una riforma nazionale e regionale, rincara Masolo, capogruppo di Europa Verde, intenzionata a dare battaglia in Consiglio regionale contro il progetto di legge 244 che potrebbe approdare in aula prima della fine della legislatura. Attraverso l'utilizzo del jolly, cioè il fatto di non contingentare i tempi di discussione, per cui questo lo chiederemo anche insieme in collaborazione con le altre forze di minoranza, ma nello stesso tempo daremo battaglia creando un gruppo di lavoro che lavori sui contenuti e sul numero di emendamenti che presenteremo. Da Treviso a Vittorio Veneto per una giornata che la sindaca Balliana ha definito storica perché la Corte d'Appello ha dato ragione al Comune sul contenzioso dei derivati, sbloccando di fatto milioni di euro a bilancio.
Anche la Corte d'Appello di Venezia dà ragione al Comune di Vittorio Veneto sul contenzioso con Banca Intesa San Paolo sui derivati sottoscritti nel 2005 e nel 2006 dall'allora Giunta Scottà. Contratti nulli, secondo i giudici, che confermano quanto già stabilito in primo grado e sbloccano così per l'attuale amministrazione comunale guidata da Mirella Balliana un vero e proprio tesoretto accantonato in via prudenziale dall'ente pubblico a partire dal 2022, pari a quasi 5 milioni di euro. Balliana parla di giornata storica. Dal 2005 al 2015 le amministrazioni hanno potuto godere di liquidità in spesa corrente abbastanza importante, però dal 2015 in poi le varie amministrazioni che sono susseguite hanno dovuto accantonare e tagliare, diciamo, dal proprio bilancio chiamiamoli interessi che dovrebbero essere stati corrisposti a Banca Intesa. E questa sentenza appunto annulla questi famosi contratti dei derivati che anche altri comuni avevano acceso anche a livello nazionale. Per il comune di Vittorio Veneto questo significa liberare risorse, soprattutto quelle che erano state accantonate in forma prudenziale. Investire in infrastrutture ma anche in spesa corrente, quindi più servizi ai cittadini e manutenzioni nel territorio. Abbiamo in cantiere delle opere importanti come quella il rinnovo e rifacimento delle piscine comunali e eventualmente anche la realizzazione della biblioteca comunale. Le varie opposizioni che si alternarono in Consiglio Comunale misero fin dal 2005 in guardia dai rischi che questi strumenti di finanza creativa comportavano, sottolinea Balliana, finché nel 2022 la Giunta Tonon non decise di intraprendere le vie legali, percorso confermato anche dal suo successore Miatto. Il risultato ottenuto ora non cancella tuttavia le ristrettezze affrontate negli ultimi 10 anni. C'è stata la mancanza delle giunte, sia la giunta Tonò ma anche la giunta Miatto, voglio dire, di poter forse spendere quello che aveva a disposizione proprio per il timore di dover ridare o riconsegnare a Banca Intesa quello che era stato stipulato per contratto. Quindi effettivamente c'è stato un danno in termini di investimenti per quanto riguarda magari le infrastrutture o, ripeto, servizi alla città. A Ponte di Piave una mattinata di festa per un giovane papà di Sant'Andrea di Barbarana, operaio, che con un biglietto da 5 euro ha vinto 500.000 euro. Le sue parole. Ho provato una grattavince 20 per e ho vinto 500.000 euro. Eccolo il biglietto vincente da 5 euro che ha permesso ad Albin, 26 anni, originario del Kosovo, da 8 anni in Italia, di vincere 500.000 euro. Lui, residente a Sant'Andrea di Barbarana, operaio per una ditta edile di San Polo di Piave, come ogni sabato di rientro dal lavoro si è fermato nel bar Gioca Tutto, a 2 passi dal municipio di Ponte di Piave. Ha acquistato il tagliando e dopo aver grattato sotto gli occhi degli amici la sorpresa. Ho chiamato mio fratello prima e ho detto se è vero o no. Dopo siamo andati da signora qua che lei mi accetta che ho vinto questi, ma non possiamo fare qua niente, serve andare in banca, mi ha detto. Non è la prima volta che la titolare del bar, Monica Pianca, vende un biglietto vincente, era già successo nel 2013. Allora, come oggi, il fortunato giocatore si era portato a casa 500.000 euro, un'emozione che si rinnova. Non ci si crede, perché a vederli è una cosa, dal vero è un'altra. È proprio tutta un'altra, li leggi 2 o 3 volte per renditi conto. Penso che anche il fortunato vincitore non si sia reso ancora conto. È un nostro cliente, quindi va bene così. Albin, sposato, papà di un bimbo di 1 anno e mezzo, guarda e riguarda quel biglietto che cambierà la vita sua e della sua famiglia. Lo tieni stretto quel biglietto? Sì, bisogna. Abbiamo fatto sacrificio in lavoro, adesso 400, quanto sono? 500.000 euro. Come no, questa finché prendiamo soldi sempre vicino. Cosa ne farai adesso? Adesso provo a parlare con famiglia e comprare una casa o qualcosa qua. Complimenti a questo giovane papà. La sanità adesso alla Cafoncello, nel reparto di oncologia entra una disciplina orientale per il benessere di pazienti e personale. Il
VIH vietnamita come supporto e trattamento aggiuntivo alle terapie farmacologiche oncologiche e come pratica per il benessere psicologico e fisico, per ristabilire armonia ed equilibrio tra i pensieri, la mente e il corpo. E così tra i reparti oncologici del Cafoncello di Treviso rientra come forma integrativa di terapia anche questa disciplina orientale per le persone affette da tumore insieme al personale sanitario dei reparti interessati. Il Viet Tai Chi serve veramente per scaricare le tensioni, per proiettare l'anima, la mente al di fuori delle problematiche del paziente oncologico e soprattutto aiuta anche gli operatori, perché gli operatori che portano un fardello importante quando fanno le terapie, fanno le cure alle persone, si fanno carico dei bisogni delle persone e delle loro famiglie, hanno bisogno anche loro ovviamente di scaricare le tensioni e di avere un momento che li porta fuori dalle problematiche normali. I corsi si terranno gratuitamente 2 volte alla settimana direttamente in palestra a Sant'Antonino a Treviso. Per quanto riguarda il Viet Tai Chi dedicato alla Fondazione Altre Parole, il martedì dalle 18 alle 19 presso la scuola media Felicent. Iniziativa fortemente sostenuta dall'associazione Altre Parole, particolarmente vicina, che si trova a lottare contro il male, necessita di essere sostenuto con forza e grande amore e dedizione. Lo sa bene la sua presidentessa Marta Carron. 13 anni fa si è trovata a combattere contro una patologia tumorale. Da lì che poi ho deciso di far parte di questa fondazione, perché ho capito l'importanza di poter aiutare in qualche modo il paziente a ritrovare quella vita che sembra essere perduta nel momento della diagnosi della malattia, quando in realtà non è così. Andiamo a Belluno adesso. Partiamo dalla cronaca con la squadra mobile che ha arrestato un trentenne per detenzione di sostanza stupefacente. L'uomo, noto per i suoi precedenti e con in atto anche la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, è stato avvistato nelle vicinanze di una scuola a Belluno e trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish e ketamina divisa in varie dosi. L'uomo aveva con sé anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento ed è stato ovviamente arrestato. Preoccupava ovviamente la vicinanza proprio alla scuola con hashish e ketamina. È stato quindi riportato in carcere. Olimpiadi 2026, c'è il tema non solo della viabilità, non solo appunto dell'accoglienza, ma anche dell'ospitalità e della accessibilità al centro del dibattito che sta coinvolgendo il tavolo costituito ad hoc in provincia, e fra gli addetti ai lavori c'è anche preoccupazione. Il confronto è costante per capire quali sono le esigenze di tutti, degli operatori turistici in primo luogo, fra i quali comincia a salire una certa preoccupazione sull'ospitalità e l'accessibilità ai luoghi di gara durante l'Olimpiade Milano-Cortina 2026. Non si fa mistero sul fatto che i posti letto siano insufficienti, come altrettanto complicato al momento capire come ci si potrà spostare in quelle giornate verso Cortina. Cittadini, mondo imprenditoriale e commerciale sollecitano risposte in trasparenza. Abbiamo alcune informazioni sì, altre no. Io mi confronterò a breve con la Fondazione Milano Cortina, perché non dobbiamo concentrare l'attenzione solo su Longarone, Ponte nelle Alpi, che sicuramente sono hub di mobilità, ma anche in altre parti della provincia che possono raggiungere Cortina. L'obiettivo dichiarato è quello di creare meno disagi possibili e perciò l'organizzazione deve essere perfetta. Chi è già con i nervi a fior di pelle è il presidente di Federalberghi Belluno, Walter De Cassan, che provocatoriamente minaccia di incatenarsi davanti alla prefettura se non arriveranno risposte certe in tempi celeri. Condivido e comprendo quella che è sua richiesta di informazioni, me ne sono fatto carico e insieme cercheremo di capire qual è la soluzione migliore, in modo anche da garantire nel tema dell'ospitalità garanzie soprattutto per chi lavora sul nostro territorio. Un discorso a parte lo merita la scuola, fa discutere l'ipotesi di chiudere le scuole durante i 15 giorni di gare, impensabile anche la proposta di ricorrere alla didattica a distanza come ai tempi della pandemia. Il dibattito è acceso. L'organizzazione della logistica deve fare un salto di qualità. Il welfare legato alla parità di genere per conciliare vita e professione. Nasce un protocollo in questo senso a Belluno, in provincia. Un nuovo welfare per superare il divario di genere nel mondo del lavoro e facilitare la conciliazione vita-professione.
Parità di genere e welfare territoriale è il duplice obiettivo comune che si pongono il settore pubblico, il privato e il terzo settore, che a questo scopo hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che vuole creare una rete territoriale finalizzata proprio alla promozione di azioni corali volte a superare il divario uomo-donna sul posto di lavoro. È un protocollo per superare il divario di genere nel mondo del lavoro e conciliare la tematica della famiglia-lavoro, che è un problema molto importante, molto sentito e spesso molto ricorrente. Anzi, nei casi che io seguo, direi che i casi più difficili che devo affrontare sono proprio quelli della conciliazione tempi famiglia-lavoro, perché non ci sono delle leggi che regolamentano, diciamo, questo aspetto, quindi sono molto difficili. Quindi creare anche dei servizi territoriali per facilitare le donne nel loro lavoro e per la cura della famiglia. Il protocollo d'intesa, intitolato Strategie e innovazione per un welfare di parità, è nei fatti la base di una rete territoriale. I soggetti sottoscrittori infatti sono le istituzioni locali, quali le amministrazioni comunali, associazioni di categoria come CNA e ASCOM, i sindacati. Nelle premesse sono contenuti sia il quadro normativo vigente, sia una descrizione della situazione bellunese, facendo sì che il protocollo individui una tipologia di welfare territoriale strutturata secondo 6 tematiche di intervento: tempo e armonizzazione vita-lavoro, attrattività, residenzialità, programmazione territoriale, coprogrammazione e coprogettazione pubblico-privato, mobilità. A Belluno in scena lo sbaracco, il saldo dei saldi. Guardiamo. Sbaracco nel cuore della città per la prima volta. È stata una sorta di saldi sui saldi voluti per cercare di riempire le strade del centro con una manifestazione che ha raccolto l'adesione di oltre 50 negozi, di cui molti, per l'occasione, hanno osservato l'orario continuato. L'idea ha funzionato, il tempo ci sta aiutando, c'è tanta gente oggi in città, non solo i soliti bellunesi, anche turisti, anche gente da fuori che vanno via con le borse piene. Con lo sbaracco hanno avuto termine i saldi invernali e l'evento non ha interessato solo i negozi di abbigliamento e calzature. Sono stati coinvolti un po' tutti i generi e per chi ne ha avuto voglia gli sconti sono stati offerti dagli articoli da regalo ai casalinghi, dai giochi alle farmacie, dagli alimentari alle librerie, dall'arredocase ai negozi di elettronica, dalla gioielleria all'ottica fino alla cura della persona. Un'idea vincente, è una delle tante idee vincenti che i commercianti del centro stanno cercando di portare avanti. Teniamo però conto di una cosa: il centro deve essere riabitato, allora se viene riabitato lo sbaracco sarà continuo. Sbaracco è stata sostenuta da Confcommercio Belluno e dal Consorzio Belluno Centro Storico e guardando dentro i negozi si direbbe che si sia colpito nel segno. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, arrivederci.